Quello che segue avviene tra le 15 e le 16. Stiamo andando a fare un aggiornamento, sapete quando c'è nelle puntate precedenti? Nelle puntate precedenti. Noi facciamo nelle munnizie precedenti. Nelle munnizie precedenti. Come? Chi c'è lì? Da vedere se c'è su cosa? No, Niente. Però è funzionante, Inghia, le cerniere buone. Pensate che per costruire questa cerniera che è nuovissima, quanta energia sarà stata sprecata per operai e poi viene buttata. Quello che segue avviene tra le 3:30 e le 4 e mezza. Questi cessi vintage. Vintage originali, sono marroni. E va bene, qua siamo sotto questa antenna gigantesca. Volendo ci sono, vorrei l'indirizzo ci sono. Anche se no, non è detto che sia dell'interessato. E qua ci sono le terre dei fuochi. Nelle munnizie precedenti. Quando si ristruttura casa uno, dovete sapere che non è più come una volta, che chiami all'APA, dice porto tu sterro e t'avvira tu. Perché se restaurate casa, dovete dimostrare poi con delle carte dove avete gettato i materiali. Vi ingulano, vedete, E qua c'è la piccola terra dei fuochi di Gela, qua ancora fumante. Siamo alle falde di Gela Casà, mangiaro, paraponzi, ponzi, pon. Qua lo sappiamo che la colpa non è del sindaco, lo sappiamo. Qua io ci ho provato a dirlo all'onorevole, però ho visto subito Peppe, no, quale onorevole? Qua, sindaco. Nelle munnizie Qua, precedenti. piccole discariche, tutte terreni infestati. Ci sono i montagne dove c'è cresciuta l'erba, si è integrato lo sterro, è integrato col terreno. C'è un sterro dove andava una macchia mediterranea, capisci per? Dobbiamo farlo classificare. Questo per esempio, vedi questo, questo è sterro, dire che c'è l'erba cresciuta. Ora non si può toccare, è macchia mediterranea. Sterro mediterraneo. Nelle munnizie precedenti. Cioè praticamente tu vuoi dire che è gratuito smaltirlo, no? Se uno ce l'ha a casa. Se la legge fai ti danno il contributo, non è proprio gratuito, ma ti danno il contributo, lo fai a livello, lo fai legale e viene smaltito nelle discariche che sono autorizzate. Ma non è complicato, è manco che uno pensa. È più complicato fare così, perché questo lavoro sicuramente hanno rischiato la vita, o può essere che, sì, io spero di no, che sono stati diciamo già colpiti dalla fibra di amianto, che e quando tu la togli, quando tu, è pure pericoloso, è pericoloso anche per noi che stiamo diciamo per tu che stai abusivando, tu che stai sia per chi lo butta sia per chi lo fa smontare, comunque è pericolosissimo, e sia per chi se ti ingagliano ti ingolano. Nelle munnizie precedenti. Guardate qua, pazzesco, qua c'è un cosa do camion. Queste sono tutte ciaramite di terracotta che onorde che i cercano, che sordi cercano per fare se i muri a secco, per fare si facciate. Guarda lì, queste è parafango da un camion, pazzesco, va. è bellissimo, lo si mette a casa. Certo, è un monumento, qua c'è un altro parafango. Matrazzo, coperte nuove. E poi qua il non brusulcia. Da lecca, hanno venuto con l'articolato, come hanno venuto a gruetta. Non c'è la gruetta per gettare queste cose, da lecchi c'è qua. Ma ribaltabile, cazzo. Minchia, non è che dice una lapa, un navire nudo. Da lì blocca, palassa, ponte, pezzi di ponte. Proprio, guardate, palassone. C'è altro che ribaltabile, ma qua proprio. Nelle munnizie precedenti. All'Angelo, che dicevo tu? Dicevo che anche batterie in auto. C'è, che qualunque cosa. Un grick, c'è, se a qualcuno un grick. Ti serve un grick. È vero, hai ragione, sì, sarebbe da conservare. Questo di qua ancora è tenuta È vintage, c'è qualcuno che si può fare tante cose. Facciamo un appello a carrozziere che viene a buttare qua le cose e a chi si dica. Allora facciamo un appello, appello, contrappello. Facciamo un appello Che appello?
sicuramente ci sarà o il carrozziere o qualcuno che aiuta il carrozziere, spero che non sia, diciamo, in regola e che sia almeno abusivo, perché per fare queste cose se no Certo. non c'è ragione per farlo. E in più a chi viene a scaricare un'altra volta sempre qua Amianto. l'amianto, e sono tutti materiali, diciamo. E per quanto riguarda la politica, se vogliamo dire una cosa all'onorevole Chetti, no? Diciamolo all'onorevole Chetti questo problema, che se può risolvere questo problema. Sì, che interceda per noi cittadini, per portare a conoscenza al sindaco, all'amministrazione di Gela di questa situazione, perché l'onorevole Chetti è deputata regionale e può, diciamo, Portare a conoscenza, rappresentarci cioè, quindi tu pensi che un sindaco ha bisogno dell'onorevole per sapere che qua c'è ma ammonnezza? sicuramente non aveva bisogno, però tendare non nocio, comunque ogni, come si dice in siciliano, ogni fecatello di musca Musca è e sostanza, no? sostanza. Vabbè, possiamo concludere così.